Ma guardi che se si fanno le coalizioni di programma e si fanno le primarie di programma e di coalizione, l'Italia dei Valori sicuramente vi parteciperà e vi potrà partecipare appoggiando Bersani, appoggiando Vendola, appoggiando Di Pietro, perché se sono di coalizione e di programma, l'Italia dei Valori intende far valere la propria coalizione, intende far valere il proprio programma e il proprio ruolo all'interno di questa coalizione. Quindi andremo a vedere in concreto quale sarà la soluzione migliore che discuteremo tra noi e insieme ai rappresentanti degli altri partiti. Le primarie per definizione sono un atto di chiarezza purché siano primarie anche di programma, vale a dire che chi si presenta indica un programma e quello impegna poi il partito a rispettare nei confronti degli elettori. Noi dell'Italia dei Valori crediamo nelle primarie, ma crediamo nelle primarie di coalizione e di programma, non in quelle di resa dei conti all'interno di un partito. Pertanto, se le primarie che si stanno predisponendo all'interno del centro-sinistra dovessero diventare primarie di coalizione e di programma, noi dell'Italia dei Valori vi parteciperemo. Se dovessero rimanere quel che sono adesso, resa dei conti all'interno di un partito, vi assisteremo nella speranza che al più presto si sappia in che direzione vuole andare quel partito, se fare una coalizione riformista di centrosinistra o se chiedere il voto agli italiani e poi svendere il programma e il voto a formazioni politiche e a programmi totalmente contrari. Anzi, noi dell'Italia dei Valori è da vasto che stiamo insistendo nel dire che bisogna costruire una coalizione di programma riformista che mette insieme legalità, solidarietà e sviluppo, e in questo senso è il Partito Democratico che, appoggiando a suo tempo e continuando ad appoggiare il governo Monti, porta avanti un programma che non può essere il programma politico della nostra coalizione. Quindi ci auguriamo che anche attraverso le primarie e attraverso una rivisitazione completa del programma di trovare una condizione per ricostruire una coalizione che si riconosca in ciò che dice e in ciò che fa, perché ad oggi abbiamo il Partito Democratico che dice che deve riformare la legge Fornero e appoggia il governo in cui c'è Fornero.